soddisfazione. Per chi ci piace, come me, che faccio pure l'orto, c'è tutto. Quindi non cambierei per niente. Signora Maria, buonasera. Buonasera. Ci porta alla scoperta di questo fantastico mondo, la campagna. Abbiamo le galline, le oche, poi le stelle, il tacchino. La giornata, come inizia qui? Come inizia? Ci si sveglia inizia alle all'alba. 5 di mattina. La prima cosa che fa, La qual prima è? cosa che faccio? Pulire dai polli e darsi da mangiare. Non ci si ferma mai. Mai, nemmeno per mangiare. E poi si va. Come si vive in questo luogo? Ci troviamo a Petralia Soprana, Borgo Verdi. Come si vive? Allora, come posto, Borgo Verde è bello, si vive bene, però c'è troppo lavoro e ci vuole troppa pazienza. Lei da quanti anni ha questo lavoro e questa grande pazienza? 75 anni. Da quando è nata? Sì, a 6 anni andavo con mio papà a pascolare le mucche e tornavo e andavo a scuola. Sacrifici infiniti. Esatto. Ma di contro, questi sacrifici cosa le hanno lasciato? E beh, mi hanno lasciato i miei figli, i miei nipoti, qua c'è questo piccolo che è bravo. Cosa abbiamo qui di esemplare? Allora, vediamo la... Si avvicini, Ed il giorno speciale con la signora Maria qui a Petralia Soprana. Prendiamo un po' di frumento e ci diamo da mangiare. Ecco. Grande piacere. Francesco, prendiamo il catino per prendere il frumento. E diamo da mangiare. E guardate questo fantastico luogo. Borgo Verdi e Petralia Soprana. E sono i video genuini che raccontano le bellezze. Però poi ce lo devi far avere. Assolutamente, sarà pubblicato sulla pagina Facebook di Bella Sicilia. Se poi lo E Onda TV pure. E Onda TV. Sempre sulla pagina Facebook. Prendi il frumento, prendiamo il frumento. Signora Maria, Mi dica. ma cosa si prova dentro vivendo questo? Una soddisfazione. Per chi ci piace, come me, che faccio pure l'orto, c'è tutto. Quindi non cambierei per niente. Ed anche Poi le... a questa età, magari quando ero più giovane forse sì, ma a questa età no. Dai, mettila qua un pochino. Dentro, così. Tutto, mettilo tutto a terra, tutto. Tutto vai a prendere le uova. Ecco, bravo. E le generazioni future, come le vede? Questo giovane suo nipote, cosa vuole dire? Allora, è un pochettino difficile qua perché questo bambino qua è da solo. Non ci sono compagni, tranne poi a Pianelli a scuola. È un pochettino isolato, ma purtroppo se piace a lui tutto va bene. Questo borgo, cosa rappresenta per lei? Ah, ma tutta la mia vita, l'infanzia, tutto. Qua c'era pure, quando ero piccolo io, qua c'erano le scuole. Qui Ora c'erano non le c'è- scuole. Sì, sì, Lei fino a che età è andata? alla quinta. Poi non c'era, a Soprano erano le medie, però non c'era nella comunicazione di poterci andare. Solo se prendiamo nei monaci. Io non ci posso ieri e quindi è finita lì. E mio papà voleva che studiava e continuava. Purtroppo Dei no. suoi genitori cosa ricorda? Sua Un madre. monte di lavoro, di papà e mamma. Mamma
poi è morta giovane, 62 anni, quindi mio papà ha fatto 100 anni e 6 mesi. È stato un grande piacere, signora Maria, stare questo pomeriggio con lei, vivendo questa giornata. Grazie. Cosa possiamo dire a tutti gli amici di Bella Sicilia? Evviva la Sicilia, evviva la natura! Sicilia, viva la natura e viva tutto, deve essere un mondo più buono. Qual è l'augurio? Qual è l'augurio per il futuro? L'augurio per il futuro è un mondo migliore per queste generazioni, perché la vedo un pochettino... Grazie! Pesante. Grazie di cuore! Grazie a lei. Ed un grande applauso alla signora Maria! Complimenti! Complimenti! Emozioni infinite! E il video prossimamente sulla pagina di Bella Sicilia e Onda TV. Bellissimo. Fantastico!